Il venditore vuole sicuramente fregarmi, un altro di quei luoghi comuni che spesso dobbiamo affrontare. Oddio, non in maniera così diretta magari, ma è un pensiero comune. In realtà il venditore è un professionista, non un piazzista. E per esserlo seriamente viene costantemente aggiornato per avere un'esperienza da condividere con il cliente. Un venditore ha essenzialmente tre compiti. Uno informativo dell'offerta di cui disponiamo, sia tecnica che qualitativa. Uno consulenziale per progettare e risolvere i problemi pratici e funzionali che un cliente può affrontare nel rifare la propria casa o il proprio bagno. Dal coordinamento estetico a quello normativo a quello fiscale. Infine, uno di guida professionale, per orientare il cliente tra i vari gusti e le varie indecisioni che possono esserci quando si affrontano progetti complessi come questi e quando la scelta presso la showroom è estremamente ampia e affascinante. Come vedete, un bravo venditore non vuole fregarvi, piuttosto vuole capirvi e guidarvi ad una scelta informata per la vostra soddisfazione. E, e per esserlo seriamente, Adesso e per esserlo... Ah, signor Benedetto.